Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere a un'amicizia che mi chiede come riconoscere i geni. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del De Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete, al lunedì sera alle 20:30 il De Garda Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto qui in descrizione, eventualmente se volete lasciare anche un super like e un commento, il vostro Marietto contento. Bene, parliamo un po' di questi geni che insomma va di moda, no? Ultimamente, da quando si sono aperti i social negli ultimi 15 anni, si sono aperti questi gruppi di magia, esoterismo, un po' di tutto, di angeli colorati, astronavi, insomma, canalizzazioni e roba del genere. Allora, prima di tutto i geni altissimi, ma anche lunari, che non sono poi dei stinchi di santo, per poter richiamarli, che è sbagliato il concetto, perché non si richiama nessuno, ci si alza a livello vibrazionale. E poi bisogna sempre evocarli, bisogna portare il proprio stato animico vibrazionale al piano o vibrazionale di quel genio, e quindi chiaramente quelli altissimi non scendono per nulla, siamo noi che ci alziamo e ci eleviamo vibrazionalmente. E quindi loro poi, quando noi abbiamo intorno a noi uno stato vibrazionale adeguato, riusciamo in un certo senso a metterci in contatto con loro o viceversa. Invece per quanto riguarda i geni bassi, visto che noi siamo, come si suol dire, messi un po' maluccio a livello generale, è chiaro che loro non hanno nessun tipo di problema a entrare in contatto con noi, a entrare in questa dimensione. Poi bisogna dire una cosa, quelli che noi riusciamo a contattare tramite canalizzazioni, visioni, medianicità e tutte quelle cose che ultimamente stanno venendo fuori a galla alla moda, New Age inclusa, praticamente non possono essere geni alti per nulla, perché loro proprio in questo stato vibrazionale non riescono a starci se noi non riusciamo a creare un ambiente nel tempio sacro del mago vibrazionale adeguato. E quindi è logico che di conseguenza tutto il resto è marciume. Quindi quando voi sentite gente che canalizza in un gruppo dove ci sono magari non certamente stinchi di santo, ma molto probabilmente gente che neanche si è fatta fare un lavaggio vibrazionale col pendolino, che è importantissimo, e non è neanche sotto un cerchio di fuoco o un ovetto colorato, voi potete capire che un genio altissimo non sarebbe mai potuto venire, sebbene vi ho già fatto altri pillole in cui spiegavo che i geni altissimi in ogni caso sono sempre stati creati dall'uomo. Poi quando noi parliamo di forze ancora più alte, quelle invece le ha create la Keter o il creatore, il creatore eterno, ma questo è un altro paio di maniche, perché quelli neanche si scomodano a venire giù, siamo noi che dobbiamo proprio per forza salire su, ma quelli non si possono neanche chiamare geni, ma si possono chiamare angeli, ma sono un altro tipo di entità, di forze. In realtà non sono angeli, ma sono proprio forze create dal creatore. Noi generalmente al massimo possiamo incontrare i geni altissimi, ma questo è proprio dato dal fatto della qualità del mago, animica, conoscenze, competenze e quant'altro, e karma chiaramente, no? Quindi quando voi andate a fare corsi di qualsiasi tipo e già il vostro, come si suol dire, maestro, guru, chiamatelo come voi, il pifferaio magico, non vi incomincia a spiegare di farvi le vostre protezioni, cari miei, voi siete in balia di geni che, tra l'altro, quando entrano in questo piano vibrazionale, fanno un rumore, e infatti nel libro del mago Frabrato se ne parla, sebbene sia un romanzo, è un romanzo molto dettagliato che spiega in lettere cubitali cosa succede. Quando si chiamano anche geni bassissimi e di solito si invocano il mago appunto nero o di sinistra o da mano sinistra, li invoca proprio per deficienza del suo ego, perché se sapesse che invocare vuol dire mettere dentro e quindi vengono parassitati, praticamente
se voi sapeste questa cosa qui, gli restereste lontano, Quindi bisogna capire che da queste cose qua, se non si ha le competenze, non si possono dire e fare certe cose, perché poi quando loro vengono giù sono falsi come, capite, dei birichini, e quindi vi fanno sembrare angeli di luce, cose che sono di basso livello. Ma lo scopo principale loro è poi avere anime che poi molto probabilmente perderanno anche il loro stato animico e diventeranno proprio dei geni. Perché il giocattolo è questo: molte persone che oggigiorno fanno dei lavori importanti e sono diventati materialisti proprio perché magari anche attraverso le forze dei geni hanno fatto queste cose qua, poi quando lasciano questo piano vibrazionale andranno nel piano vibrazionale di questi geni, perché ormai sono stati, come si suol dire, corrotti, e adagio se non riprendono il loro cammino spirituale di elevarsi alla Keter, praticamente diventeranno geni. Molti geni infatti sono anime che non si sono più potute, come si suol dire, evolvere. Quindi attenzione a questi geni, a queste storie di avvicinarsi alla magia, delle grandi promesse, come ho già detto in altre pillole, e se volete potete andare a vedere nel canale vostro Marietto Veneziano. Poi, già che ci sono, voglio dire una cosa: non contattatemi mai in PVT, per cortesia, se non è per consulenze, perché ricevo dalle 50 ai 70 domande ogni santo giorno di gente curiosa. Ecco, se voi volete fare domande, ne raggruppate un po' e poi mi fate una consulenza. Io, lo sapete che il vostro Marietto Veneziano vi risponde gentilmente se fate domande o nei social o su YouTube, sotto nei commenti, sono molto contento. Ma se mi fate le domande in PVT, il vostro Marietto Veneziano non è contento, se non è per consulenze, perché bisogna andare avanti, se no il giocattolo si rompe e tutti vanno a casa. Bene, grazie cari amici, e il vostro Marietto vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di YouTube, di legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!